faccio un avanzamento, non occorre strisciare, basta da questa posizione, faccio questo movimento, vado a colpire e poi faccio tutto. Un'altra cosa importante è il braccio che sale a colpire. Se io quando salgo lo allargo, immediatamente la persona vede, perché nessuno è scemo, quindi capisce che sto facendo qualcosa, me lo bloccherebbe se è in grado di fare una leva lui a me, ok? E io lo prendo qua. Se invece io quando salgo striscio sul suo corpo, lui non può vedere la mia tecnica che va a colpirlo, vedete? La sente solo all'ultimo momento, boom, e poi colpite qua. Poi vado a fare, se andate a colpire il mento dal basso in alto, la tecnica del collo non riuscite più a farla, perché la mano da qui non ha tutto il tempo di girare. Se colpisco qui la mano basta che faccia questo e già sulla cervicale. Se vado a colpire il mento, cambio completamente la tecnica finale. Non vado più a colpire di ginocchio e tutto il resto, ma se io vado a colpire sotto il mento, lo posso vedere immediatamente e lo inchiodo dopo. Ok? Quindi né più ginocchiata né niente, forse è più veloce e più pratica questa. Vedete cosa succede? Vi faccio perdere l'equilibrio perché si inarca con la schiena e a questo punto posso buttarlo a terra. Perciò non confondete, se colpite sotto il mento, immediatamente continuate a pressare e abbiamo la possibilità di portarlo a terra solo con un braccio. Se volete aiutarvi, lo fate con la gamba, oppure lo colpite di ginocchiata dell'altra nelle reni, del fiato. Se no, oppure uno